Parleremo dell'allevamento del suino all'aperto, che è una forma alternativa di allevamento che può essere sia con metodo biologico e sia con agricoltura convenzionale. Una forma di allevamento nata soprattutto per le piccole aziende, per comprimere i costi dell'allevamento e per incrementare soprattutto il benessere degli animali e la qualità dei prodotti. Poco presente in Italia ma molto presente nei paesi del centro e del nord Europa, da cui abbiamo preso alcune tecniche e alcune caratteristiche della strutturazione degli allevamenti. L'allevamento è molto semplice, si tratta di fare dei recinti e poi di utilizzare tutte delle tecnologie come le capannine mobili, i recinti di cattura, e questo per l'allevamento dei suini. L'intervento di oggi sarà incentrato sul suino allo stato brado. La mia esperienza, benché breve, di solo 3 anni, ha portato parecchi frutti, tra cui un progetto che stiamo portando avanti con Coldiretti di una proposta di creare una linea di suini bio nella provincia di Belluno. È stata accolta molto volentieri dal Consiglio Coldiretti, ma soprattutto da qualche azienda di giovani, e quindi il progetto sta andando avanti. Vorremmo che prenda sempre più piede. Il mio intervento sarà anche non solo relativo alla parte economica del maiale, ma principalmente dal punto di vista del mantenimento del territorio. In breve i maiali si possono allevare tranquillamente in zone dove l'agricoltura tradizionale non si fa, quindi nelle boscaglie o nei punti non sfruttati. Noi siamo un'azienda che ha iniziato nel 2010 con la coltivazione di piccoli frutti, ortaggi, e nel tempo ci siamo un po' ingranditi portando avanti anche l'allevamento dei maiali, dei suini allo stato semibrado. Quindi è un allevamento che abbiamo sul nostro territorio, su una vasta zona prativo-boschiva, e con un concetto molto etico dell'allevamento, dove l'animale può vivere libero e comunque in un suo habitat che può essere il più naturale possibile. Stiamo portando avanti questo progetto con grande passione e anche con discreti risultati, che ci ha permesso anche di poter aprire un'attività come agriturismo e punto vendita sempre sul nostro paese di Soverzere. Quindi oggi racconteremo la nostra esperienza per rendere partecipi tutti, insomma, di quello che vuol dire allevare allo stato semibrado, con i pro e i contro.